In una piazza San Marco, raccolta in religioso silenzio, il delegato patriarcale riceve dalle mani di una bambina il gonfalone che nei giorni scorsi ha fatto il giro della nostra terra attraversando 42 comuni. È il momento più solenne della festa del popolo veneto istituita 4 anni fa dalla regione. Noi abbiamo come Regione del Veneto voluto istituire il 25 marzo e un'associazione di popolo, un'associazione culturale che in quella settimana fa una marcia lungo tutto il percorso delle terre del Veneto. Ci sembra il momento più importante. L'itinerario scelto ha voluto toccare una parte del Veneto che è stata provata dalle vicende dell'alluvione e da ciò che ne è seguito. E è bello che la bandiera di San Marco, e quindi anche il ricordo del nostro patrono, abbia portato così una ventata anche di conforto, di speranza a tante famiglie che stanno cercando di risollevarsi da questo momento di prova. Dopo tanta strada percorsa assieme, caro San Marco, siamo arrivati alla meta. Abbiamo trovato porte chiuse, strade e piazze vuote, ma sempre meno. Ogni anno sempre più il tuo popolo veneto esci di casa per onorarti. E dopo aver fatto il giro del Veneto, la bandiera di San Marco farà ora il giro del mondo, portando anche oltreoceano il suo messaggio di pace. Fare da San Marco a San Marco, quindi dalle provincia veronese fino a Piazza San Marco, con la benedizione in Piazza San Marco della bandiera stessa, che poi va dall'altra parte nel mondo a trovare i veneti che ci sono in Brasile in questo caso quest'anno, senz'altro vuol dire mettere assieme e unificare quei 5 milioni di veneti che ci sono in Veneto e quei 5 milioni di veneti che ci sono in giro per il mondo.